Una giornata per sensibilizzare giovani, lavoratori, cittadini sui temi del welfare. Si svolgerà l'11 aprile la prima edizione del Veneto Welfare Day, promossa dalla Regione e organizzata da Veneto Lavoro. Riteniamo che previdenza complementare e sanità complementare siano una occasione di cambiare anche la mentalità e dobbiamo far conoscere le tante iniziative. Il Veneto peraltro ha una sua storia di previdenza complementare, di adesione fatta tra lavoratori e datori di lavoro che ha dato veramente grandi risultati anche in termini di raccolta di un fondo territoriale. Ecco, tutta da scoprire, però è necessaria perché l'invecchiamento della popolazione, il cambio anche di sicurezze ci impongono questa riflessione e noi lo facciamo cercando di far coinvolgere massimamente la popolazione su un fatto culturale. Oltre all'evento principale ci saranno altri 30 incontri in tutta la regione, un'iniziativa importante perché i cittadini siano a conoscenza delle forme pensionistiche e sanitarie complementari. Il modello trentino, un modello anche in parte veneto, è l'idea di provare a vedere se sul territorio si può spingere le adesioni in maniera significativa, più elevata della media nazionale. E non è caso, nella previdenza complementare dove c'è un fondo territoriale noi osserviamo non solo che Trentino e Veneto sono i più alti in Italia, cosa ovvia rispetto al sud per le solite 1000 ragioni che conosciamo, ma anche più elevata rispetto a regioni limitrofe, cioè rispetto alla Lombardia e rispetto all'Emilia Romagna.